E i ritardi della giustizia civile provocano danni enormi soprattutto agli imprenditori che da anni, come dice il presidente di Assindustria, vanno denunciando questa situazione. Vediamo. Chi paga le conseguenze dei ritardi della giustizia civile? Un po' tutti, ma in particolare le imprese, e il presidente di Assindustria Vicenza non la manda certo a dire. L'abbiamo dichiarato e denunciato drammaticamente ormai da anni. Vicenza è la più importante provincia esportatrice d'Italia, abbiamo il più alto export pro capite, abbiamo aziende che sono riuscite a passare la crisi meglio di altri territori, una disoccupazione più bassa, e però non abbiamo la possibilità di avere una giustizia. Noi abbiamo il peggior tribunale, ormai uno dei peggiori d'Italia, sicuramente quello più lento di tutto il nord e tutto il centro d'Italia. Chiunque ha bisogno di giustizia a Vicenza deve o rinunciare o andare in altre parti. La maggior parte poi delle cause si chiudono quindi o in prescrizione o con l'impossibilità di ottenere un appello o con l'impossibilità di avere un risultato. Quindi danni enormi. Danni enormi, soprattutto per un sistema che non lavora solo sul territorio, ma deve lavorare con tutto il mondo. Voi pensate cosa vuol dire per un'azienda che lavora in giro per il mondo nel momento che deve farsi esercitare un diritto, eccetera, a chi si rivolge? Noi abbiamo un tribunale ma neanche le peggiori province sull'Italia sono al nostro livello. È incredibile come un territorio come il nostro, con quello che paga, cosa porta a casa di servizio dello Stato.